L'aggressività femminile, soprattutto nelle piccole, nelle bambine, quindi nel momento in cui si stanno costruendo la loro personalità, è aumentata in modo esponenziale. Io ho i casi di aggressività non ce li ho tra gli adolescenti maschi, ma ce li ho tra gli adolescenti delle ragazze, e la loro aggressività sembra evolversi. Una volta era un'aggressività sottile, verbale, nelle dinamiche tra le figure femminili, oggi invece è fisica ed è imitativa dell'aggressività maschile. Questo è preoccupante, perché in una prospettiva di crescita di questi ragazzi, probabilmente quelli che erano fenomeni impulsivi che vedevamo principalmente nel maschio, potremmo vederlo anche nelle donne. E qui noi quello che vediamo è una persona che subisce e un gruppo che rinforza colei che aggredisce. E questo è il fenomeno interessante, perché fuori del gruppo io sono convinto che quella persona o quella ragazza che ha aggredito non aggredirebbe in assenza del gruppo. Ed è tipico, è il gruppo che rinforza l'atto aggressivo, perché nell'atto aggressivo in un gruppo tu non lo fai per aggredire quella persona, ma per dire nel gruppo che tu sei importante, che hai un ruolo, che hai un rispetto. Quindi i fenomeni sono di una complessità e in crescita.